Guardate un attimino quella costruzione a fianco della quale c'è quella scala per raggiungerla. Le Cinque Terre sono stupende, ma non ti regalano nulla, te le devi guadagnare tutte. La coltivazione nelle Cinque Terre è sempre stata molto difficoltosa, molto faticosa, perché si devono lavorare le colline tramite i terrazzini, diciamo così, no? Come vedete là davanti ci sono sembrano gradini di terra, dove poi vengono coltivate vigne e agricoltura in genere. Portare il ricavato del terreno o gli attrezzi per lavorare là in fondo, logicamente, era un qualcosa di faticoso, ed ecco allora che hanno costruito, come possiamo chiamarlo, una specie di seggiovia, qualcosa del genere. Sono carrellini sui quali ci si mettono gli attrezzi, ci si mette l'attrezzatura per il lavoro e si fanno arrivare là in fondo. Ecco, all'inizio del sentiero c'è la biglietteria dove si deve acquistare il biglietto per passare. Dicono che il ricavato dell'acquisto dei biglietti poi venga usato per tenere a posto i sentieri, pulirli e renderli agibili. Sta di fatto che sono più di 10 anni che la via dell'amore è chiusa e nessuno ha mai fatto niente. E questi posti vivono esclusivamente, quasi esclusivamente, di turismo. È una vergogna. Ok, giunto a questo punto, sulla sinistra troviamo l'indicazione per Vernazza e Monterosso. Andiamo. Ora la biglietteria comunque, non essendo in stagione, in alta stagione estiva, è chiusa, di conseguenza il passo è libero. Certamente, anche se la Liguria regala delle bellissime giornate soleggiate in inverno, ci sono molti meno turisti, anche se non mancano, perché ci sono tante persone che comunque vengono volentieri a passare il Natale o quant'altro qui da noi. Ora iniziamo il sentiero e cerchiamo di arrivare a Vernazza. E come sempre, quando inizia un sentiero, siamo circondati dagli ulivi, dai muretti a secco, tipici della nostra regione. Veramente una bella giornata. Mi sono portato un maglioncino di più, però mi sa che tra un po' devo levarmelo.
consiglio che mi sento dare è quello di mettersi sempre delle scarpe da trekking. Non venite con le scarpettine estive, addirittura ogni tanto si vedono persone con le infradito, perché se per caso c'è umido dovuto da un giorno precedentemente piovoso, i sentieri delle Cinque Terre sono molto pericolosi perché si scivola di niente. E comunque tutte queste pietre, queste roccette, con un paio di scarpe che non abbiano una suola adatta, e beh, dopo poco tempo i piedi saltano. Ci sono dei sentieri che è proprio vietato percorrerli senza le calzature adatte, e fanno bene, perché le Cinque Terre sono belle, ma bisogna prenderle con le pinze. Vedete perché è meglio avere le scarpe da trekking? Perché se si scivola è un attimo andare a fare il bagno, fuori che quando si arriva giù non si riesce a nuotare. Perciò sempre precauzione.